Appassionati di calcio a 5, buonasera dal Palaia Cazzi di Aversa, campionato Catanzaro. Il crono è Nicola Maria Mazzione della sezione di Salerno. Tutto pronto dunque per questa sfida, turno infrasettimanale, sono tutte in campo oggi per la Serie A di futsal. E allora diamo anche qualche numero, perché il Benevento non ha ancora conquistato la sua prima vittoria in Serie A, ma ha conquistato il suo primo punto in Serie A con uno 0-0 atipico per il futsal nella gara interna contro l'Active Network. Benevento reduce poi da 3 sconfitte precedenti, quella di assoluto rispetto di misura contro l'L84, quella magari meno brillante contro il Petrarca, in rimonta dopo essere stato in vantaggio sul campo della Roma. Ha perso l'altra partita, mentre il Napoli Futsal qui a Palaia Cazzi ha fatto bottino pieno fino ad ora con la vittoria netta contro il Cosenza, quella rimonta contro il Pesaro, la prima vittoria esterna che è arrivata sul campo del Sala Consilina, il primo derby, anzi il secondo derby della stagione, questo è il terzo, perché il primo derby invece il Napoli aveva perso nettamente sul campo della Feldi Eboli. Ci sono assenze importanti da una parte e dall'altra. Il Benevento deve rinunciare forse al suo uomo più brillante, che è Lolo Suazo, mentre il Napoli deve fare a meno di uno giocatore faro dello schema di Colini, gli schemi di Colini che è Lucas Bolo, e manca anche Gabriel dopo la botta subita sul campo della Sala Consilina, mentre recupera Colini Duarte, ritorna dalla squalifica, così come De Gennaro, l'altro portiere. Stesso discorso vale per il Benevento, che ritrova in campo Milucci dopo aver scontato il turno di squalifica. Ci siamo quasi per il fischio d'inizio di questa partita in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Noi vi daremo conto anche dei risultati dagli altri campi piano piano, perché come detto si gioca praticamente quasi tutti in contemporanea per questo turno infrasettimanale. È iniziata adesso la partita, il derby campano per la prima volta in Serie A tra Napoli e Benevento GG Team Wear. E allora andiamo in cronaca con Ramon, che prova subito la conclusione fermata da Salas, e poi ci pensa Borruto a innescare nuovamente il numero 10. Borruto, straordinario protagonista della vittoria del Napoli sul campo della Sala Consilina, un Cobra davvero in un grande momento di forma in questo inizio campionato. Ha continuato il trend positivo del mondiale dopo essere arrivati fino alla finale contro il Brasile, persa per 2-1. È iniziato alla grande anche questa stagione per questo giocatore intramontabile, 2 gol spettacolari dopo una doppietta che ha segnato appunto la vittoria del Napoli contro il Sala Consilina, dopo un gol che proprio qui ha fatto il giro del web con il gran tiro al volo contro il Cosenza al debutto in campionato. Riparte il Napoli, c'è un giocatore però del Benevento a terra, allora correttamente il pallone finisce sul fondo. Il Benevento che ha avuto qualche difficoltà forse nella fase offensiva, non avere punti di riferimento in avanti importanti, ha creato tanto anche nell'ultima gara con l'Active. È stato bravo anche il portiere Matteus, ma il Benevento comunque in ogni caso quando spinge in avanti a giocatori di assoluta qualità in grado di mettere in difficoltà le retroguardie avversarie. Ma seguiamo l'evolversi di questa partita, vediamo come la rappresenterà il Napoli e quale sarà invece la partita del Benevento. De Luca, anche lui è tornato la scorsa volta dopo aver scontato 3 turni di squalifica in questo inizio campionato per l'espulsione rimediata nella finale contro la Meta Catania. E a proposito di Meta Catania, l'unica partita oggi che non si gioca, rinviata per maltempo
la sfida tra Meta Catania e Cosenza, che era in programma oggi alle 17. Ramon, il tocco in avanti per Milucci. Milucci ha giocato in quel Napoli che conquistò la promozione in Serie A2, la Serie A2 e la Serie A. Milucci, vabbè, un figlio di questa città ovviamente, ha giocato anche in un altro Napoli, è cresciuto in un settore giovanile qualche anno fa. Intanto qui Borruto subito prova la puntata con la risposta sicura di Matteus in 2 tempi. Ramon, Milucci, il pallone giocato ancora dal numero 5 in verticale per Arvonio, fermato al contrasto con Salas. Perugino, l'appoggio a Borruto, il tocco in avanti per De Luca, di nuovo Borruto cerca una soluzione, Borruto calcia col mancino in maniera sporca, alla fine è costretto a mettere in fallo laterale il GG Teamwear Benevento con il pallone adesso gestito nuovamente dagli azzurri. De Luca, il tocco all'indietro per Javier Salas, anche lui ha subito una botta, gioca con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, chiedo scusa. Qui c'è il fallo, contatto di Perugino su Ramon, primo fallo sanzionato dopo 2 minuti e 30 secondi della partita. Borruto ancora in anticipo, c'è spazio, attenzione che da lì può calciare, sceglie la soluzione per Salas, calcia lui, fermato da Arvonio, poi riparte, c'è un po' di spazio per Milucci, prova a puntare l'avversario, Milucci bravissimo, fermato poi al momento della possibile battuta verso la porta, difesa da Bellobuono. Ed ecco il lancio del portiere, qui con la spizzata di Ramon che arriva a frapporsi sul tentativo di Salas. No, non ha toccato nessuno, mi sembrava che l'avesse, infatti sì, è calcio d'angolo. Si sono fermati tutti e alla fine Ramon invece era l'unico ad avere la consapevolezza di aver toccato quel pallone. Eccolo qui, lo rivediamo. Eh sì, la toccata, calcio d'angolo. Ci prova Salas, la palla va, viaggia verso la porta, difesa da Matteus, la vede arrivare forse all'ultimo, poi spazza via la difesa del Benevento. Rivediamo, eccola qui, conclusione velenosa, c'è stata una deviazione, alla fine parato di Bagher quasi il portiere del Benevento. De Luca, Borruto, spazio per il Cobra che calcia col mancino, non inquadra la porta di un nulla. Napoli subito l'assalto della porta avversaria con l'opportunità targata Borruto. La rivediamo, vicinissimo al gol. Ancora Salas, calcia, spinta da Matteus, subito numerica del Benevento che avanza, attenzione con la grande conclusione di Scitao che ha avuto un'autostrada davanti a sé, ha provato a sorprendere Bellobuono ma ha colpito troppo sotto il pallone. Ha risposto il Benevento con questa ripartenza del suo numero 8. Borruto, De Luca, Pelezigno, lui che ha spaccato la partita con il Pesaro con 2 gol di pregevole fattura. Qui Borruto quasi si fa soffiare il pallone, poi accelera, guardate qui, alla fine lo perde un'altra volta, recupera Ramon. Milucci, calcia, Bellobuono si oppone, ancora Scitao, Bellobuono in calcio d'angolo 2 volte. GG Teamwear Benevento con Bellobuono che richiama l'attenzione dei suoi. Rivediamo l'ultimo tentativo di Milucci, anzi tutti e due li rivediamo. Qui sbaglia tutto nell'appoggio Scitao, attenzione, è già time out chiesto da Colini, c'è qualcosa che non va per l'allenatore degli azzurri che ci ha abituato spesso a chiamare time out dopo pochi minuti, se vede che i suoi non rispondono in campo alle sue direttive. Ed ecco le indicazioni di Colini a Borruto e ai suoi ragazzi dall'altra parte, Andrea Centonze, e dalle sue direttive
per provare a essere più incisivi nella fase offensiva, quello che è mancato forse al Benevento queste prime giornate di campionato. Vediamo quale sarà la risposta in campo delle due squadre, ma soprattutto del Napoli, per il time out chiesto da Colini dopo nemmeno 4 minuti e 10 secondi di gioco trascorso. De Luca, c'è una buona cornice di pubblico anche oggi, essendo un martedì lavorativo comunque. Caruso, Duarte, cambiato quintetto in campo Colini, Matteus, il lancio in avanti con Duarte che controlla, però ci arriva prima Citao, lo anticipa il pallone che finisce tra le braccia di Bellobuono. Il lancio di Bellobuono per Caruso, l'anticipo di Botta, riparte nuovamente Guerra, di nuovo il 20, mentre la regia va su Davide De Crescenzo. Duarte, Caruso, la sua lata per De Luca che cerca nuovamente l'appoggio, non ci riesce, allora riparte il Benevento con Guerra, De Crescenzo, il tocco per Botta, Citao, Botta, ci pensa un po', alla fine sceglie il lancio in avanti, pressato da Caruso direttamente in fallo laterale. Si perde questa azione del Benevento. Intanto proviamo a dare qualche aggiornamento anche dagli altri campi. Vitulano Sandro Abate 2-1. Poi la vittoria in questo momento del Pesaro sul campo dell'Active 2-0, mentre riparte il Benevento, questa palla che finisce in fallo laterale. 0-0 nel big match tra L84 ed Ecositi e anche tra Kame e Feldi Eboli, mentre c'è stata la clamorosa vittoria del Sala Consilina sul campo della Roma 4-0. Vittoria importantissima per il team di Cipolla. Salas, lo scambio che non riesce in aria, Caruso che prova a recuperarla, calcia Pellesigno, fermato, alla fine il pallone finisce in fallo laterale. De Crescenzo, adesso Guerra per Botta, De Crescenzo, Botta, veterano, il capitano, cresciuto con il Real Briganti dove è nato, nella zona di Napoli, nei pressi della stazione centrale di Piazza Garibaldi, quartiere Real Briganti. Ha forgiato tanti ragazzi, poi hanno giocato a calcio 5 anche a buoni livelli. Uno di questi è Botta, che si è tolto la soddisfazione poi anche da grande così di tornare sul palcoscenico della Serie A. Botta, De Crescenzo, ancora Botta, Guerra, Botta, pallone che finisce in fallo laterale. Arriva l'intervento del direttore di gara per la rimessa indicata a favore del Benevento. Gigi Team Guerra. De Crescenzo, intanto il crono dice che siamo arrivati praticamente al 7° minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio. Caruso fermato, poi va via, attenzione qui, ostruzione da parte
di Pellegrino, che si prende un richiamo verbale. Ci sono un po' di scintille tra Pellegrino e De Crescenzo. Già in un paio di circostanze i due giocatori si sono un po' beccati. Come diciamo, bella cornice di pubblico, anche con i tifosi del Napoli che si fanno sentire. È sempre un piacere nei Palasport quando vediamo il calore dei tifosi da una parte e dall'altra. Botta, di nuovo il capitano, il pressing di Caruso. Botta riesce a trovare l'appoggio, poi Salas, leggera spinta, alla fine Salas la recupera, cerca di coordinarsi per calciare, non ci riesce, alla fine lascia che il pallone scorra in fallo laterale. Salas, Borruto, Caruso, lavora il pallone con la suola. Borruto, Pellegrino. Adesso c'è un quintetto iperoffensivo per Golini. Borruto sbaglia, poi appoggia di testa a Yuri Bellobuono. Borruto, Caruso, di nuovo Borruto, c'è un po' di spazio. Borruto non trova l'appoggio a Pellegrino, che recupera però il pallone. Pellegrino, adesso c'è l'appoggio a Salas, chiuso da De Crescenzo, l'imbucata a Caruso non riesce, lo lavora bene il pallone il Benevento con la palla che finisce direttamente in fallo laterale. Attenzione, Caruso, area di rigore, fermato. Borruto calcia quasi all'incrocio dei pali, l'ha toccata Matteus, sì, calcio d'angolo, la rivediamo. Forza con la punta delle dita proprio l'intervento di Matteus a deviare il tentativo del Cobra. Borruto, di nuovo per Salas, Matteus, il tocco per Botta, il pressing del Napoli. Botta va, palla al piede, rischia qualcosa, alla fine riesce a tenerla. Botta, l'appoggio per De Crescenzo che viene a raccogliere l'invito. Di nuovo Botta in avanti, questa volta senza rischiare sul pressing, decide di scaricare il pallone direttamente però contro il tetto del Palasport. In campo anche Colletta, ex di turno, in prestito al Benevento dal Napoli proprio dopo. Attenzione qui, Caruso la sblocca così con il vantaggio del Napoli. Caruso tutto solo, ha recuperato il pallone respinto da Matteus e ha portato in vantaggio gli azzurri. Eccolo qua Caruso, adesso la rivediamo. La suolata per Borruto, calcia Matteus, qui non c'è intesa nella chiusura della fase difensiva del Benevento e Caruso ha dovuto soltanto appoggiare il pallone in porta da mezzo metro. 1-0 per il Napoli. Al 9° minuto di gioco del primo tempo. Scitao, il tocco per Botta. De Crescenzo fermato da Salas, avanza Salas, sempre lui Salas, insiste, palla al piede, la tiene, la scarica per Perugino, dentro per il colpo di tacco di De Luca che non riesce. L'azione del Napoli tutta in velocità, time out chiesto dal Benevento, mentre rivediamo l'azione con il tentativo volante di De Luca col tacco. Va spiegarsi nella situazione precedente con il gol che rivediamo ancora una volta. Caruso
la respinta di Mateus sul tentativo di Borruto, e per Caruso è stato un gioco da ragazzi metterla in porta. Andiamo a vedere un po' che cosa sta accadendo sugli altri campi, ricordando la clamorosa vittoria della Sala Consilina sul campo della Roma, 3-1 Dragstore Manfredonia con la Sandro Abate, sempre 2-0 il vantaggio del Pesaro sul campo dell'Active. Andiamo a scorrere gli altri risultati con le reti inviolate tra l'84 Torino e così di Genzano per il big match di giornata. Stesso discorso tra Kame e Feldi Eboli. Rinviata la sfida tra Meta Catania e Cosenza per allerta meteo. Quindi siamo quasi ai titoli di coda per la sfida tra Manfredonia e Sandro Abate. Solo l'Active è iniziata alle 20, la sfida con il Pesaro, tutte le altre alle 20:30. Riparte il Benevento con Colletta, dicevamo in prestito proprio dal Napoli, l'anno scorso è arrivato la formazione degli azzurri da un altro club giallo-rosso, a Roma Calcio 5. Napoli ha deciso di fargli fare un po' le ossa, ha avuto anche un brutto infortunio nella passata stagione e magari non ha avuto lo spazio necessario Colletta nella parte finale del campionato, ma qui aveva fatto vedere delle bellissime giocate, tra cui un gran gol di tacco, non ricordo adesso contro chi, però è un gol fantastico col tacco. Salas va via, palla al piede, Salas, l'accelerazione, poi si ferma e decide il da farsi. De Luca, Salas, l'appoggio per Perugino che non riesce perché c'è l'intercetto proprio di Colletta che cerca di innescare sulla velocità Stigliano, troppo veloce il passaggio, rimessa laterale per gli azzurri, 10 minuti sul crono, anzi 10 secondi. Borruto, Perugino, Borruto avanza, palla al piede, Borruto, guardate come corre, Borruto stava facendo un altro capolavoro, palla al piede, ha spaccato il campo a metà, non l'ha fermato nessuno, ci ha pensato Mateus a mettergli il muro in faccia per un'altra giocata che stava diventando pazzesca per il Cobra. Borruto in avanti, calcia tra le braccia di Mateus, botta, Stigliano, Scitao, c'è stata una deviazione, la palla resta in campo. Stigliano, un giocatore nato come calciatore. Stigliano poi ha trovato la sua strada anche nel futsal. Qui intanto stiamo rivedendo la fuga di Borruto con la parata di Mateus. Calcio d'angolo per il Benevento. C'è stato un tocco, sì, assolutamente evidente, mentre Scitao va a dire qualcosa per il possibile schema su palla inattiva. Va Ramon a batterlo. Scitao dentro che cerca la deviazione, l'ha toccata qualcuno, no? È rimessa dal fondo. Bello buono, attenzione, 4 secondi, lancia in avanti De Luca, l'anticipo di Colletta e diventa un assist per Perugino che può calciare, lo fa e la palla finisce in porta, il gol di Nando Perugino per il 2-0 del Napoli. Bravissimo il capitano degli azzurri a farsi trovare in traiettoria, l'esultanza speciale per il gol. Rivediamo Colletta, è diventato un appoggio proprio per Perugino, qui incerto Mateus si è lasciato scivolare il pallone, il controllo col mancino, la conclusione sempre di sinistro, ci mette un po' del suo il portiere del Benevento in questa circostanza per il raddoppio del Napoli. 2-0. Scitao, Ramon, Colletta, colpo di tacco per Scitao, avanza, fermato da Giappa Duarte col pallone che finisce in fallo laterale. È un Benevento che continua ad avere difficoltà nell'arrivare a conclusioni importanti. Qui ci prova Colletta, fermato, un po' di confusione, alla fine rimedia Perugino.
Ancora Perugino che va in avanti come un treno, commette fallo però perché ha perso le coordinate della corsa, è franato addosso a Shitao. Dunque terzo fallo commesso dal Napoli contro l'unico fallo del Benevento in questa prima frazione. 8 minuti da giocare. Shitao, Colletta, Ramon, e il pallone che finisce in fallo laterale. Arbonio, prova a scuotere i suoi centonze, inginocchiato sulla sua panchina. Dall'altra parte Colini invece passeggia come sempre nervosamente avanti e indietro. Shitao inquadrato adesso, mentre Colini dà le indicazioni a Salas, pronto a entrare sul parquet. Il fratello ancora non gioca, anche lui ha problemi fisici, indistinta probabilmente solo per far numero. Vediamo se Colini lo manderà in campo o meno, ma le indicazioni della vigilia sembravano non essere positive per Van der Salas, come detto fuori, così come Bolo che non ha recuperato e Gabriel che ha avuto una brutta distorsione al sala con Selina. Stessa situazione per Lolo Suazo che manca per uno stiramento, se non erro, alla GG Teamwear Benevento. Colletta intanto avanza, calcia col mancino, fermato dal ripiegamento difensivo di Caruso che mette il pallone in calcio d'angolo. Va a raccogliere il pallone Ramon che è finito negli spogliatoi praticamente. Eccolo qua Ramon, anche per lui un ritorno sul palcoscenico della Serie A. Shitao calcia molto bene, forse c'è stata una deviazione, sembrava che qualcuno l'avesse toccata, no, ho visto probabilmente io male, vediamo, no, infatti non ha toccata nessuno, era un destro ampiamente sul fondo. Caruso qui non riesce a domesticare il pallone, riparte Mateus con l'appoggio per Shitao, poi Arbonio, Ramon, e Pellizzini era girato dall'altra parte con Shitao che però non si è avveduto del passaggio del compagno. E allora bello buono per Caruso che non controlla Mateus, Arbonio, Pellegrino. Bello buono viene a dettare il passaggio per il lancio lungo su Caruso, l'uscita di Mateus in anticipo. Qui c'è stato uno scontro con Caruso involontario, ha preso una botta Caruso che va a chiedere subito scusa al portiere. È stato uno scontro dopo che Mateus aveva controllato il pallone. È il Napoli che deve battere, credo, sì, così deve restituire il pallone al Benevento. Va Pellegrino sul punto di battuta, 6:38 dall'intervallo. Pellegrino sportivamente ci mancherebbe, correttamente la dà al Benevento. Mateus, il tocco per Arbonio adesso, trattenuta di Duarte evidente, anche se ha protestato per una presunta prima trattenuta dell'avversario di Arbonio. Intanto il Napoli arriva a 4 falli, attenzione che mancano 6 minuti e 30. Minucci, Ramon, errore, Duarte può calciare col mancino, sceglie la soluzione per Minucci. Alla fine c'è l'intervento di Caruso e ripiegamento difensivo. Giappa Duarte, Salas, Giappa, Pellegrino, Caruso, ancora Salas in avanti a cercare Caruso, la tiene in campo Caruso, poi sbaglia un controllo, alla fine il pallone finisce in fallo laterale. Pellegrino in anticipo sul tentativo di passaggio di Shitao.
Milucci, ancora il numero 8. Rientra Borruto. Ramon. La giocata di Shitao col pallone che finisce in fallo laterale ancora per il Benevento. 5:23 alla fine del primo tempo. 2-0 Napoli. Il gol di Caruso e Perugino che stanno determinando il risultato. Sbaglia tutto Ramon con il passaggio di ritorno a Shitao, non c'è intesa e dunque possiamo dare un altro finale. Intanto la vittoria della Vitulano Drugstore Manfredonia con la Sandro Abate 4-1, quindi si ferma la striscia positiva della Sandro Abate, prima vittoria del Vitulano Drugstore Manfredonia, testimone di quanto questo campionato sia bello ed equilibrato. Intanto Milucci calcia sul fondo con l'esterno. Non ho citato ovviamente la partita di domani, che è quella tra Petrarca e Fortitudo Pomezia. Bello buono l'anticipo su Salas col pallone che finisce in fallo laterale. 4:59 all'intervallo. Salas, Pelezigno, la palla buona per Perugino. Salas, Borruto, Salas dentro. Pelezigno non riesce a trovare la deviazione vincente da pochi passi. Questa volta si salva Matteus. Ramon per la rimessa tra la favore del Benevento. Borruto, fermato Shitao, il tocco per Milucci, colpo di tacco Perugino. Salas, Borruto, De Luca. Ancora De Luca, sbaglia completamente l'appoggio a Borruto, non c'è stata intesa tra i due e si ricomincia con la rimessa laterale per il Benevento. GG Teamwear, Perugino, ancora Perugino calcia, qui intervento in scivolata pulito, un po' di confusione alla fine. Il capitano del Napoli arriva in seconda battuta a mettere il pallone in calcio d'angolo. Doppio intervento di Perugino. Calcio d'angolo per il Benevento. Botta destro, fermato da Salas, possibile ripartenza degli azzurri. Salas avanza, palla al piede, c'è lo scarico per Perugino, arriva in anticipo Milucci. Aveva due scelte Salas, destra o sinistra. Sinistra c'era Borruto, destra Perugino, ma prima di lui è arrivato l'anticipo di Milucci. Cambia le carte Colini per questo schema su palla inattiva, entra Duarte in campo. De Luca sul punto di battuta. Il tocco per Salas, una sassata e poi Borruto calcia alto sulla traversa della porta, difesa da Matteus. La rivediamo. Salas si è coordinato, poi Borruto non è riuscito a trovare l'impatto voluto con il pallone. Botta, De Crescenzo, Botta, Guerra sbaglia tutto, difficoltà per il Benevento con Centonze che si dispera in panchina. De Luca, Salas, De Luca,
non riesce a trovare il passaggio di ritorno a Salas, poi cerca di lottare per recuperare il pallone. Guerra viene fuori bene. De Crescenzo, di nuovo Guerra, Milucci, De Crescenzo, Milucci, Botta, Milucci, De Crescenzo, dentro, bello buono, Salas, De Luca, Borruto, qui rischia il passaggio ma De Luca viene bene, palla al piede, anche se poi non riesce a trovare il passaggio per Salas. Ha chiesto il fallo De Luca, anche un po' la panchina del Napoli ha protestato nella circostanza. Tutto regolare per il signor Canistra della sezione di Catanzaro, secondo arbitro del match. Qui Duarte quasi recupera il pallone a Guerra, poi avanza Botta, ripiega Duarte, Botta, lotta tra veterani, poi Botta sbaglia il passaggio in avanti dove non ci sono compagni. 2:22 al termine del primo tempo, sempre 2-0 Napoli, il segno del 2. De Luca, Pelezigno, può puntare l'avversario, poi sceglie De Luca, tra le linee per Borruto, la giocata fermata da Botta, il tocco all'indietro per Guerra, Carabellese, Guerra, Botta, Botta, Carabellese, De Crescenzo, Carabellese, sinistro, fermato. L'ha toccata qualcuno? No, non l'ha toccata nessuno. Ha sbagliato completamente l'impatto col pallone, invece di colpire con l'esterno l'ha colpita con l'interno del piede sinistro. Pelezigno verso Perugino, attenzione qui Matteus, che rischio. Altra leggera indecisione del portiere del Benevento. GG Teamwear. Carabellese fermato da Borruto, tutto regolare, bello buono l'appoggio a Pelezigno, ha un po' di spazio, avanza Pelezigno, anche lui la giocata con l'1-2 veloce in banda, perde il contatto col pallone, allora riparte il Benevento. Guerra anticipato da Borruto che la tiene in campo. Il duello tra i due, c'è fallo di Guerra che si appoggia al giocatore del Napoli, secondo fallo commesso dal Benevento. Intanto palla in avanti per Pelezigno, la lascia scorrere senza poterla controllare. Eccolo qui Pelezigno, Pelé, Guerra, punta Borruto e anche qui sbaglia l'appoggio. Troppi errori in avanti per il GG Teamwear Benevento, non riesce a trovare soluzioni concrete offensive contro il Napoli, invece compatto in difesa e spietato in avanti. 30 secondi all'intervallo. Matteus, Botta, Carabellese, Pelezigno arriva a toccare il pallone per ultimo. Botta, De Crescenzo può calciare, lo fa proprio sul filo della sirena, arriva il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo, 2-0 per il Napoli. Noi ci fermiamo qua e ci sentiamo per la ripresa.
Rieccoci tornati in diretta dal Palaiacazzi di Aversa per il secondo tempo tra Napoli Futsal e GG Teamwear. 5-2-0 per il Napoli con i gol di Caruso e Perugino nella prima frazione, in cui il Napoli ha concretizzato bene le soluzioni offensive, ha avuto qualche chance anche per triplicare, soprattutto con alcune azioni meravigliose di Borruto. Il Benevento si è fatto vedere qualche volta alla porta, verso la porta difesa da Bellobuono, ma non è stato alquanto efficace. Napoli che, come abbiamo detto in apertura di telecronaca, deve rinunciare a Bolo e Gabriel per infortunio. Ha recuperato Duarte e De Gennaro dalla squalifica, ha recuperato Milucci, il Benevento, dalla squalifica, ma non è ancora disponibile Lolo Suazo. Il Benevento un punto in classifica, ha conquistato il primo punto in Serie A contro l'Active l'ultima partita. Intanto c'è il primo giallo di Shitao per questo intervento su Caruso. Lo rivediamo, trattenuta evidente proprio sotto gli occhi del direttore di gara, ammonito Shitao. Dicevamo di Benevento che ha acquistato il suo primo punto in Serie A con l'Active la scorsa settimana, qualche difficoltà nella fase offensiva. Il Napoli che prova adesso con Duarte, deviato in calcio d'angolo. A dispetto della passata stagione, ha iniziato bene qui davanti al pubblico amico. L'anno scorso Napoli quasi praticamente per tutti i giorni d'andata non riusciva a sbloccarsi per portare a casa la vittoria, con un trend invece assolutamente positivo in trasferta. Salas al volo, deviato da Botta, calcio d'angolo. Ci ha provato anche nel primo tempo Salas con una conclusione al volo. E allora Napoli che ha conquistato la sua prima vittoria in trasferta sul campo del Sala Consilina, quel Sala Consilina che oggi ha incredibilmente spugnato per 4-0 contro i favori del pronostico, ovviamente. Il campo della Roma con una grande vittoria i ragazzi di Cipolla. Intanto Pelezigno calcia, Matteus si oppone. Quello qui Pelezigno. Duarte, deviazione di Shitao con la palla che finisce in fallo laterale. C'è stata la vittoria anche del Vitulano Dragstorm Macedonia contro la Sandro Abate per 4-1. l'Active ha ribaltato al momento il risultato con il Pesaro 3-2, mentre Genzano vince 2-0 sul campo dell'L84 Torino nel big match di giornata. Came 1-0 contro la Feldi. Riparte Minucci, la palla è buona per Shitao, attenzione Shitao, bello buono, la parata del numero 1 del Napoli, la clamorosa palla gol per il GG Teamwear Benevento, con bello buono che ha ipnotizzato Shitao, ha mantenuto la posizione e si è opposto. Shitao, la palla dentro ancora per De Crescenzo che prova a girarsi. Il tocco, altra chance per Minucci che non trova l'impatto con il pallone. Buon inizio del Benevento in questo secondo tempo. Velo buono per Caruso. Pelezigno. Duarte. Sbaglia l'appoggio a Salas, si arrabbia Colini in panchina. Botta, Minucci, Botta, la finta e controfinta, Botta va sul fondo, Caruso, calcio d'angolo, Caruso ancora, poi Duarte rimessa laterale, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia azzurra che avrebbe voluto la rimessa laterale. Botta, De Crescenzo, Minucci,
Botta, rimessa laterale. E riparte il Napoli. Salas sul punto di battuta per questa rimessa laterale, quinta giornata del campionato di Serie A, calcio 5, 24-25, 41esima edizione. Ad arbitrare questo match ci sono i signori Giacomo Voltarella della sezione di Treviso e Vincenzo Canistrà della sezione di Catanzaro, crono Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno. Botta, De Crescenzo calcia, bello buono, e poi Perugino, autore del gol nel primo tempo, il raddoppio del Napoli. Vantaggio timbrato da Caruso dopo una respinta sul tiro di Borruto di Matteus. Invece è stato un appoggio errato di Colletta in fase difensiva, che ha praticamente servito il pallone a Perugino, che ha prima fermato il pallone col mancino e poi ha calciato verso la porta difesa da Matteus. Incerto il portiere del Benevento, che non ha trattenuto il pallone, è finito in porta. Botta, riparte, c'è spazio per lui, Botta, lo scarico, attenzione, ha sbagliato il Benevento, una palla gol incredibile con Milucci. La rivediamo, sembrava essere gol. Botta, De Crescenzo, Milucci da mezzo metro, la spedita sul fondo e Colini chiama ancora una volta dopo pochi minuti, subito time out. È un Benevento diverso in questi primi minuti di gioco, Benevento che ha avuto due palle gol clamorose, una con Scitao e una con Milucci qualche istante fa, per rientrare subito in partita. Nella prima circostanza ci ha pensato bello buono, nella seconda circostanza il gol se l'è divorato Vincenzino Milucci. È un Napoli che è entrato in campo non con la stessa attenzione della prima frazione di gioco, decisamente, a dispetto di un Benevento invece diverso, più aggressivo, più volenteroso, sotto le indicazioni tecniche di Andrea Centonze. Motivo per cui Colini, così come nella prima frazione di gioco, ma questa volta davvero per cambiare decisamente la testa dei suoi, perché se nel primo tempo qualcosa non gli era piaciuto dal punto di vista tattico, ma il Napoli aveva rischiato zero, questa volta invece il Napoli è stato molto fortunato nel non prendere gol. Intanto si ripara anche la porta e si ricomincia con la rimessa dal fondo per gli azzurri. Bello buono, vediamo se Colini è riuscito a catechizzare i suoi. Che adesso vanno a prendersi questa rimessa laterale con Borruto. De Luca, la suolata per Pellegrino, calcia, fermato. Pellegrino. Bello buono. In avanti Ramon, la trova, poi la appoggia a Scitao. Carabellese, Scitao, Arbonio, Ramon, Carabellese, Scitao, Arbonio, Ramon, Scitao,
Palleggia il Benevento nella speranza di trovare un varco, ma non lo trova. E si ricomincia da Ramon. Carabellese, Ramon, Arvonio, la palla buona per Arvonio, ancora duello spalla a spalla con Pellegrino, che finisce a terra. Mi sembra sia stato sanzionato il fallo. È così infatti, dunque secondo fallo commesso dal Benevento, perché ha esagerato nel contrasto su Pellegrino. Borruto, Pellegrino, spazio per lui, la scivolata splendida di Scitao in anticipo. Perugino, Di Luca, Borruto, Di Luca, Borruto, Perugino, Borruto. L'accelerazione del Cobra, lo scarico per Perugino, dentro per Pellegrino, prova a metterla in area di rigore e va a guadagnarsi il calcio d'angolo e arriva il cambio per lo schema, come sempre accade nel futsal su palla inattiva. Vediamo, non c'è intesa. Bellobuono calcia sul fondo. L'anticipo di Borruto che diventa un assist per Guerra. Ramon, Arvonio, Ramon sbaglia però l'appoggio Carabellese, pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Perugino per De Luca, Borruto, Duarte, De Luca, area di rigore, De Luca ancora non riesce a calciare la palla che resta lì, alla fine commette fallo. Ramon per Guerra, dentro per Arvonio, tutto regolare. No, c'era una trattenuta. Secondo fallo anche per il Napoli. Pareggiato il conto dei falli in questa ripresa. Ci sono proteste dalla panchina degli azzurri, con il signor Voltarella di Treviso che interviene a placare gli animi. Intanto calcio di punizione per il Benevento. Ramon calcia, sbaglia tutto. Borruto, la sua solita danza sul pallone. Borruto, Giappa Duarte, finisce a terra ma riesce a servire all'indietro, anche se l'arbitro aveva lasciato proseguire per un attimo il gioco, poi ha fischiato il fallo per una scorrettezza di Guerra su Duarte. Terzo fallo commesso dal Benevento. Duarte, il gol di Massimo De Luca, tutto di prima, tutto al volo. De Luca, 3-0 Napoli. Una grande giocata di De Luca. La
Rivediamo Duarte dentro De Luca, troppo solo, lasciato dalla difesa del Benevento per lo scugnizzo partenopeo. È quasi un gioco da ragazzi metterla sotto la traversa per il 3-0 del Napoli. Si arrabbia giustamente Centonze per come la difesa del Benevento. Gigi Timwer ha letto questa situazione. Si ricomincia 3-0 per il Napoli, che aveva sofferto la parte iniziale del secondo tempo. Un grande atteggiamento del Benevento. Gigi Timwer, che ha avuto una doppia chance clamorosa per portarsi sul 2-1 con Scitao e con Minucci, non l'ha sfruttata ed è stata punita dalla palla inattiva. Intanto Bellobuono chiude sul possibile tentativo sotto misura di Botta. Vediamo quale sarà la reazione dei Sanniti in questo primo derby inedito in Serie A tra Napoli e Benevento, con la Campania che la fa da padrone in questo campionato. 5 club, il massimo palcoscenico nazionale, non era mai accaduto nella storia del futsal, con Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate, Benevento e Sala Consilina a rappresentare quasi tutte le province, considerando che poi il Napoli gioca ad Aversa, quindi è il Casertano. Intanto in campo anche Van der Salas, non al top della condizione. Ricordiamo anche che gli ultimi due trofei importanti sono stati conquistati proprio da Feldi Eboli e Napoli. La Feldi Eboli con lo scudetto 2 anni fa e Napoli con la Coppa Italia nella passata stagione. Una geografia del calcio a 5 che ha un po' cambiato direzione, se consideriamo anche lo scudetto conquistato da Meta Catania proprio contro gli Azzurri qui ad Aversa, in uno spettacolo clamoroso di pubblico, di partite, in 3 gare memorabili che hanno visto poi gli etnei trionfare nel derby del Vesuvio e dell'Etna, il derby dei vulcani. Sbaglia Ramon. Bellobuono detta il passaggio per Ezinho, troppo lungo. 12:25 da giocare. Rientra Minucci sul parquet. Intanto andiamo a vedere uno sguardo al campo e uno sguardo al live, che cosa sta accadendo sugli altri campi. Ha pareggiato il Pesaro 3-3 con l'Active. Per 2-0 la vittoria delle così di Gezzano al momento sul campo dell'84 Torino, e vince anche di misura la Came contro la Feldi, che ha vinto le ultime 2 partite di misura. Perugino, spazio per lui, lo scarico per Van der Salas, calcia Mateus, ci mette la mano. Ha reagito il Napoli dopo la fase di sbandamento ad inizio secondo tempo. Van der Salas, controllo orientato con la suola. E adesso altro calcio d'angolo con De Luca sul punto di battuta. Tocco indietro per Perugino. Calcia, fermato, la palla che resta lì. L'ultimo tocco di un giocatore del Benevento. Perugino, Bellobuono. Borruto. Chiedo scusa, Salas. Botta, Minucci, Botta, Minucci, Arbonio, Minucci, Botta, Arbonio, Botta, Minucci, Botta, Arbonio, prova a superare Perugino. La deviazione e l'ultimo tocco di Arbonio, dunque la rimessa per gli azzurri. De Luca, Van der Salas, la giocata con la finta
Caruso sbaglia completamente l'appoggio all'indietro e si ricomincia con la rimessa laterale per il Benevento. GG Teamwear. Botta, Minucci, Botta, De Crescenzo, Botta, passaggio di ritorno che non riesce, Bellobuono la controlla, De Luca, Pellegrino, De Luca, non c'è lettura nel passaggio preciso verso Pellegrino, troppo lungo. Minucci, calcia bene ma non inquadra il bersaglio. Enzo Minucci, eccolo qua. Aveva raggiunto anche la nazionale under 21 mi sembra all'epoca Enzo Minucci, quando era giovanissimo, era una promessa. Caruso nel futsal nazionale, poi tanti campionati anche a buoni livelli. Intanto Bellobuono si oppone a Colletta, calcio d'angolo, il Benevento c'è quando siamo arrivati a 3/4 di gara, al 10° della ripresa. Finita tra Active Network e Pesaro 3-3, smuove la classifica anche il Pesaro. Botta, Pellegrino, fallo di De Crescenzo, dovrebbe essere il quarto, sì, così. Proteste di De Crescenzo con il direttore di gara, chiede spiegazioni. Non l'hai vista però, mi sembra di leggere dal labiale, forse riferito a una circostanza precedente. Borruto, Salas, sbaglia l'appoggio Javier Salas in avanti verso Caruso. De Crescenzo, Pellegrino, sbaglia la rimessa laterale. Minucci, Colletta, Botta, Scitao, Minucci, l'ultimo tocco è di un giocatore del Napoli mi sembra, no, è del De Crescenzo, stava andando sul pallone, mi aveva ingannato. La rimessa è per gli azzurri. Palla in avanti per Caruso che non controlla sull'assist di Borruto. 9 al termine, qualche secondo in meno. De Crescenzo, Colletta, esce Bellobuono, Matteus, Minucci, De Crescenzo,
De Crescenzo, Colletta, Duarte controlla l'appoggio per Borruto che parte palla al piede, attenzione, poi perde il controllo. Milucci, c'è spazio per De Crescenzo, può calciare, lo fa sul fondo con l'esterno. La rivediamo, bello il passaggio di Milucci, calcia con l'esterno De Crescenzo. Salas, Scitao, Milucci, Colletta sul fondo. 7:40 alla fine, vediamo se e quando Centonze deciderà di rischiare il power play. Borruto, Salas in avanti per Duarte che non ci arriva. Rinviata a metà Catania per Ossigeno Cosenza. Abbiamo 3 finali: la vittoria della Vittoriano Draghi Marfidena con la Sandra Abate 4-1, quella clamorosa del Sala Consigliana sulla Roma per 4-0 fuori casa, il pareggio tra Active Network e Pesaro 3-3. Domani si gioca Petrarca Fortitudo Pomezia. In contemporanea a questa partita si stanno giocando anche l'84 Torino e Came Feldi, Torino contro Genzano e Came Feldi Eboli. Andiamo a dare un'occhiata. Perché ha pareggiato la Feldi mentre il Genzano vince sempre 2-0 a Torino. Qui qualche difficoltà del Benevento ad uscire all'area di rigore, rimessa tra le per il Napoli. Borruto sul punto di battuta. Giappa Duarte, Salas, Borruto, Salas, Pelezigno, Milucci, Ramon, Salas, Pelezigno, Salas, Borruto. Lo scarico per Salas che calcia e trova deviazione in calcio d'angolo. C'è intesa su questo schema. Colletta, Ramon, Colletta, il duello con Pellegrino, adesso Milucci, il blocco e poi non c'è intesa anche qui con Milucci che non ha trovato Scitao, la palla in fallo laterale sul fondo, chiedo scusa. Borruto, Duarte, Borruto, la danza di Borruto con il pallone. Borruto calcia anche in porta sull'esterno della rete, non lo prende nessuno quando va via in velocità. Quindi Borruto che si dispera perché sa che avrebbe potuto far meglio, però si è andato a prendere il calcio d'angolo, non si era accorto forse neanche lui della deviazione di un avversario. Eccolo qua, Borruto, impercettibile se c'è stata, si è arrabbiato De Crescenzo dalla panchina. Salas al volo, Salas al volo, il gol del 10, 4-0 Napoli.
Ci ha provato 2 volte nel primo tempo, questa volta non ha calciato neanche col collo pieno. Forse l'ha toccata De Luca perché esulta. Vediamo il replay per capire di chi è il gol. L'ha toccata De Luca, sì, l'ha toccata De Luca. Sì, è di De Luca il gol. Aveva ingannato Salas, il gol è di De Luca, doppietta per lui. 4-0 Napoli, a 6 dalla fine. Il Benevento aveva iniziato bene il secondo tempo, aveva avuto 2 occasioni importanti per rimettersi in carreggiata, soprattutto quelle di Scitao e di Milucci. Fallite queste opportunità, poi si è spento il team di Centonze. Il Napoli ha ricucito le fila e ha rimesso la partita sul binario che voleva Colini, trovando anche i 2 gol che hanno fissato fino ad ora il punteggio sul 4-0, 2 gol per tempo, Caruso e Perugino nella prima frazione e la doppietta di De Luca nella ripresa. Sei minuti alla fine, è il momento del power play. C'è Stigliano con la maglia bianca in campo per provare a recuperare il risultato, l'inevitabile mossa quando manca poco alla fine di questa partita, ma nel futsal è un tempo enorme, 6 minuti. Il Benevento giustamente cerca l'unica soluzione possibile per provare a recuperare. Stigliano, Ramon, Stigliano, Ramon, Milucci, Stigliano, Ramon, calcia, fermato, poi ancora al volo, il tentativo di Milucci sul fondo, rientra Matteus tra i pali. Bello buono. Duarte è uscita, De Luca non la tiene in campo, subito power play, nuovamente Stigliano sul parquet. Stigliano, Ramon, Stigliano, Ramon, Stigliano, Ramon, calcia, fermato. E riparte nuovamente il Benevento con Milucci, ancora Stigliano, Milucci, Ramon, Stigliano, De Luca in pressing su Ramon. Milucci, Ramon, calcia deviato, calcio d'angolo. 4:40 alla fine. Stigliano ancora a sinistro sul fondo, e qui Bello Buono prova a servire con la velocità a Borruto. Ramon aspetta nuovamente l'ingresso di Stigliano sul rettangolo di gioco. Ramon, Stigliano, De Crescenzo, Stigliano, Milucci, Stigliano, De Crescenzo, Ramon, calcia deviato, calcio d'angolo. Ramon, Milucci, Stigliano, Ramon,
Ancora Stigliano, Ramon. Stigliano, De Crescenzo fermato, bello buono, calcia in porta, bello buono, non trova lo specchio. 4 alla fine, anzi 3,50. Sempre 4-0 Napoli. Riparte Ramon, Napoli è lì ad aspettare. Minucci, Stigliano, De Crescenzo, Stigliano, Ramon, c'è spazio, Stigliano, l'anticipo di Borruto, attenzione, la palla è finita in fallo laterale, la rimessa per gli azzurri. C'è il cambio, rientra Matteus, Borruto per De Luca, Duarte, Salas, Duarte, Borruto, con calma il Napoli. Salas sbaglia l'appoggio a De Luca che era venuto in avanti. Riparte Ramon che cerca l'accelerazione tra le braccia di Borruto. C'è un fallo di Arbonio qui che è andato a frenare addosso al portiere, fallo inutile. Quinto fallo commesso dal Benevento a 3,14 dalla fine, quando la partita sta volgendo al termine con il Napoli in vantaggio per 4-0 e il Benevento che non riesce ad essere pericoloso in avanti. D'altronde se c'è una lettura chiara da poter fare questa prima parte di stagione, mentre Borruto avanza, seguiamo dentro fermato, è proprio lo score nella fase offensiva del Benevento che parla chiaro, con la peggior attacco, 4 reti realizzate. Caruso non riesce a girarsi e commette anche fallo. Terzo fallo del Napoli. A 2,50 dalla fine rientra Duarte per coprire il power play di Stigliano. Colletta, Ramon, poi Stigliano, Ramon, Colletta, Ramon, Colletta, Ramon, Stigliano, Ramon, Stigliano, De Crescenzo, di nuovo Ramon, la palla dentro, prova a farla viaggiare un po' più veloce il Benevento. Ramon, Colletta, sbaglia tutto Ramon. E a 2 dalla fine, ovviamente per il GG Teamwear Benevento si fa tutto più complicato. Ci pensa De Luca quasi a fare un regalo, ma bello buono e strepitoso su De Crescenzo ad opporsi. Stigliano, Colletta, Ramon, Stigliano, Ramon dentro, fermato da De Luca. Stigliano, De Crescenzo dentro, De Luca per la tripletta personale che non arriva. Calciato sul fondo. 90 secondi al termine. Ramon, Colletta, Stigliano, Ramon, poi Colletta, Stigliano, Ramon, Colletta, De Crescenzo ancora bello buono a tenere la porta inviolata degli azzurri. Minucci, ultimo giro di lancetto. Stigliano, Minucci, Colletta calcia, fermato da Duarte che urla ancora a 39 secondi dalla fine per aver fermato questa conclusione.
Stigliano, Milucci, l'errore qui e adesso De Luca che prova con Borruto, occasione per il Napoli per arrivare al 5-0. Milucci riparte dentro, si salva ancora la difesa degli azzurri, calcio d'angolo per il Benevento a 23 secondi alla fine. Colletta, Stigliano, fermato, 15 secondi. Vediamo se il Benevento prova l'ultimo assalto, almeno a cercare il gol della bandiera. De Crescenzo, Colletta, Stigliano, Colletta, Milucci, Stigliano, fermato e arriva anche il suono della sirena e chiude la partita qui al Palaia Cazzi di Aversa con il Napoli che batte il GG Teamwear Benevento per 4-0 con i gol di Caruso e Perugino nel primo tempo, la doppietta di De Luca nella ripresa. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio 5. Da Fabio Morri è tutto.